giornata. Siamo ancora in tempo? Siamo ancora in tempo. Presentiamo Marco, 22 anni, ciclista, podista, bandiere rosse, profumo di glicine, macchina e l'8 di maggio, l'8? Mi pare sì. E si parte per andare a Gorizia. Di me i resti vuoti di una casernetta fatta negli anni 50-60 che serviva a delimitare un confine e anche un'epoca, l'epoca della guerra fredda. A pochi metri cominciava la Jugoslavia. Quando traversai il confine mi intimarono la resa, ma non lo farò. Questa strada qua. Cos'è questa strada? No, siamo da qualche parte. Se dici così. Non penso giusto. Siamo perso Marco? Persa, completamente, che fatto finto. Non te fa finta? Siamo su una strada. Solo questo sapete. Siamo su una strada, magari non quella giusta. Allora nello sperduto paesino di Maieri ci siamo un po' persi e adesso... Era questo l'obiettivo della gita, arrivare qua. Nel paesino di Clanez, grazie all'aiuto di persone incontrate, anzi che spontaneamente sono offerte di aiutarci, adesso stiamo seguendo questo sentiero per arrivare sulla cima di questa sella e poi scendere e arrivare a Boschita. In una parte non precisata di un bosco abbiamo sentito per 20 minuti il rumore di carri armati, era un trattore. Cammina sulla cresta e siamo arrivati nel paesino di Boschita, un paesino praticamente montanaro, pensavo si trovasse in piano, invece no. La civiltà del paesino di Boschita ci ha quasi sorpresi in un dormiveglia mediterraneo. Siamo veramente in bilico tra mare e montagna.